Eccolo questo, raga. Battlefield Line. Episodi? Di nuovo, what? Aspettate. Sensibilità accento. Mio. Ok, buono. Lo dite di sì? Vita 1140. Vabbè. Bella spettatori quando la live. Amici? Ah, gente. Ciao Gods. Riprendi, vai. Si torna a scuola, ma va? Ragazzi, sono in live, bella. La sua player sono un tuo amico. Guardate. Ovvio, zio, aspetta. Aspetta, ok. Vabbè, portami avanti. Oh. Non questo, zio. Aspetta, fuoco. Con questo. 20 euro. Altrimenti avrei detto no comment. Dove cazzo sono tutti quanti? La guerra della droga, signore. È in TV. Come negli anni '80. Magari domani metto il vestito di lino bianco. Meglio una maglietta rosa. Nel frattempo, Stoddard, hai un incarico speciale. Vuoi cercare... Detective Mendoza è down nel mio ufficio. Vi conoscete voi due? In che senso? Aspetta. Più o meno. Beh, d'ora in poi sarete partner. Sì. Ah, che guardo online. Mendoza, oggi hai confiscato parecchi chili di cocaina. Dopo controllati il tuo caso. Controllami il tuo caso, no. Perché la coca viene marchiata. Marchio di fabbrica dimostra che arrivano per... Esatto. E la tua coca aveva un marchio che non conoscevamo. Il tizio che hai arrestato dice che l'ha avuta da Tyson Latchford, con cui il detective Dow ha avuto dei trascorsi. Portatelo dentro per una chiacchierata. Raga, nuovo glitch con le cosa? Con le sciutare. Potete andare. Ok, zio, aspetta. Tu sei attivo con questo canale per fare zio. Ma perché con quello vecchio? Stavo seguendo le istruzioni di Stoddard. Certo, non ne dubito. Ma non cercare scuse. Non cerco scuse. Puntualità. Com'è la storia con Tyson Latchford? Ho scritto il tuo canale comunque, Gods. Quei tizi che hai beccato non erano niente in confronto a te. Però a volte fa arrivare qualche regalino ai suoi vecchi amici. Allora troviamone uno. Mi hai letto nel pensiero. Occhio. Devi muovere, civile. Ascolta, fai molta attenzione stanotte. Questa faccenda non è uno scherzo. Poi ho fatto il volume è forte. Ah, non posso. Continua a passare. Mi è giunta voce. Mi spiace. Anche a me. Miami è piena di merda. Beh, spalare merda è il nostro lavoro, no? Stoddard me l'aveva detto. Detto cosa? Che adori fare il poliziotto. Ehi, agente, agente! Ehi, Ah, cazzo, ma guarda.
Aspetta, di fare una cosa, raga. Ehi, non bagnarmi il vetro. Ehi, Va bene. Chi va lì? Senti, dammi 5 minuti. Ehi, solo. Solo che io sono un imprenditore, capisci? piacete, non quando sono in servizio. Ok, va bene. Beh, agente, proteggi il quartiere. Fai attenzione, intesi? Stronzo! Bello. Sai, il quartiere in cui sono cresciuto non è molto lontano da qui. Davvero? Dalle staglie alle stelle? Ecco. Alle stelle, alle Sei di stalle. No, figurati. Los Los Angeles. Angeles, Orange County. Oh, dalle stelle alle stalle, eh? Esatto. Già, così sembra. Che succede? Sarà una retata. Ehi, non do il mio consenso. Non mi serve il tuo consenso, idiota. Basta il sospetto di reato. Ehi, Guzman, chi hai beccato? Il nostro amico Alex. L'ho beccato col baule pieno di hot. Stai giù. Max, dov'è il tuo amico Tapp? Non lo so. State cercando Tapp? Sì, l'hai visto? Ma ho visto il suo amichetto Briggs e altre della banda di Tapp sulla 12esima. Grazie, Guzman. A buon rendere. Devo rendere. Buono. Ben fatto. Ben fatto. Nick. Ok, Nick. Sì. Quindi sei cresciuto qui, ma non sei nato a Miami, giusto? No, alla Havana. Sul serio? Come te ne sei andato? Questo è il mio canale, però Una con le palle. mi sa che lo Lo levo. so. Saranno 20 Un po' lo anni uso, che che so. vedo. Stavamo scappando da lì. Vivi ancora a Cuba? Probabilmente è morto. Cosa che non mi dispiacerebbe affatto. Doveva essere un vero signore. Dopo caso lo levo, raga, e faccio live sul tuo canale. Bella. Perché non avevo la ricevuta? Cioè, come cazzo faccio ad avere la Ecco. E là c'è anche non sta chiudere il coperchio. Ecco. Ok. Signora, tutto bene? Il coperchio non si chiude. Buona fortuna allora. Vaffanculo. Eccola. Vuoi che chieda rinforzi, Mendoza? Probabilmente il comando manderebbe l'artiglieria pesante. Ti mando, comandante. Ecco, devo scendere qua. Forza, ci facciamo un giro e spaventiamo tutto il quartiere. Ok. Qui 13, scendiamo dal veicolo. L'accesso alle case popolari è bloccato, c'è solo un'uscita. Lì la gente si incazza. Il tipo che cerchiamo di solito bazzica nei capelli. Come si... Oh! No, devo andare a sensibilità, raga, un attimo. Opzioni. Oh! Sensibilità. Oh. Fototi. Devo dare la sua mano. Immagino tu conosca il quartiere. Sì, ma manco da parecchio. Ti seguo. Ma stavo prendendo. Qualcosa nei pantaloni, Thomas, non costringermi a controllarti le tasche. Ruben, tienilo sotto controllo e metti dietro. No, mi sa che... E niente, sai.
Attento, Mendoza. È imprevedibile. Eccola. Dammi l'arma allora, scusa. Vai prima tu, quello mi conosce. Visto? Visto? Sapete che c'è? Ce la possiamo fare. Siamo fatti. L1. Ok. Per questo. Fermo! Che cazzo volete? Polizia di Miami. Abbiamo qualche domanda. Ehi, detective! Chi è questo? Il mio nuovo partner, Briggs. Vogliamo giocare ai poliziotti cattivi. Il tuo amico Tab, dove sta? Oh, Titi Bello. Ok, ci preferisci cattivissimi. Avanti, Nick, arresta. L'ha fatto. Forza, dimmi dov'è Tab, così ce ne andiamo. Vieni a proteggere un cazzo. Stasera se ne sta sul divano, ok? Bene, non mi serve altro. Avanti. La cosa non finisce qui. Conosco i miei diritti. Quindi lo lasciamo lì. Sicura che sia una buona idea? No, ma l'anno scorso ha provato ad ammazzare un infettato. Se ci fosse. Andiamo, il divano di tappo si trova da solo. Aspetta di non rimanere lì. Sofia si è addormentata. Sofia si è addormentata. Sofia sta dormendo. Questa cosa deve restare tra noi due, d'accordo? Quale cosa, detective? Che Bravo, ragazzo. glielo dico. Dopodomani Ok, quando mi andiamo. sveglia glielo dico. Ciao, ciao. Ci penso io. Basta, forza. Grazie, molto gentile. Comunque scusa per quel commento del cazzo. Non doveva essere una bella situazione. Ma tu te la sei cavata. Comunque cosa mi dici di Stoddard? Non abbiamo lavorato molto insieme. Stoddard è un elefante. E il mondo è la sua cristalleria. Eccola. Ci manda, però, bella storia, spostati. Ricorda, questo è il territorio di Tapp. Se ci vedono mi diranno che stiamo arrivando. Dobbiamo passare inosservati. Giusto. Ok, ora. Visto? Ecco perché quel biglietto da 20 che avevi in mano ora è... Porca no. Lancio qualcosa per distrarlo. Oh. Ehi! Chi sei? Ho sbagliato. No! E ora che si è rotto? È come se qualcosa fosse caduto dal tetto. Che palle! Ok. E ora che si è rotto? È come se qualcosa fosse caduto dal tetto. Se quel coso si rompe, me ne resto da piazzoletta.
Tap è vicino, ma non riusciremo a raggiungerlo senza fare fuori almeno uno dei due. Pensi di riuscire a separarlo? Sì, ci provo. C'è qualcosa. Dammi. Eccolo. Buonasera, Tap. Non scappare, ti seguirei. Stiamo cercando Tyson. Sei il suo nuovo partner. Ti ha fatto già qualche mossa di karate? Io studio Krav Maga e karate è una stronzata mista. Sei forte, lo sai. Tap e Tyson sono cresciuti insieme. Due bianchi a cui piaceva il quartiere. Tap è rimasto. Alzati, su, mani sopra la testa. Ehi, Tap, dov'è Tyson? Tutti stanno cercando Tyson. Hai visto i notiziari? Sì, se ne sta al sicuro. Questo non è certo un buon momento per mettersi in mostra. Già, eravamo tu potessi dirci qualcosa al riguardo. Non mi pagano abbastanza, diverso. Nick, ammanettalo. Vai, manettolo. Non vedevo l'ora. Esatto. Secondo me, voi sbirri vi eccitate tutti, eh? All'inizio sì, poi diventa ripetitivo. Sono sconvolto, Nico. Ehi, me l'ha prescritto il medico. So che sei un ricercato. Ti tieni la tua coca dietro l'angolo, sotto il cassonetto. So che il ragazzino che è scappato probabilmente adesso la sta spostando e so che è troppo piccolo per queste stronzate. Per cui sì, se dobbiamo arrestarti per possesso, lo faremo. Che cosa volete che faccia? Ehi, l'auricolare va bene? Sì, va bene. E il microfono? E qualcosa? Prova, finivo ammazzato. Ehi, Andiamo. stronzo, non devi fare la spia, questo non è un film d'azione. Per cui entra, controlla che Tyson sia lì e basta. Sembra facile. Perché non vieni qui a farlo tu, allora? Scansioniamo il viso. Scansiona il viso di Tap. Scansiona il viso di Tap e abbiamo finito. Il tuo scanner è collegato ai database locali e federali. Benvenuto nel futuro, partner. Seguilo con uno scanner e assicurati che non faccia niente. Tyson, ti è andata proprio male oggi. Dai un mano a un fratello. Senti, tornatene a casa. Ho bisogno di vedere Tyson. Calmo, vedi di stare tranquillo, fratello. Vai a casa, vai, avanti. Ci siamo. Forza, Tap, portaci da Tyson. Non vedo nessun tipo familiare. Continua a scansionare, vedi di capire con chi abbiamo a che fare. Quell'affare è dotato di microfono digitale direzionale. Scansioni e ascolta.
ricevuto. Sei su per giocare online con me a Battlefield. Ok zio. Tyson è di là. Hai 5 minuti. Grazie. 5 minuti. Ah, che ci fai qui? Ecco Tyson. Scansionalo. Ci serve una prova della sua presenza qui. Merda. Tyson non si vede. Mi conoscono. Si sposterà, spero. Devi cercare. La situazione ora è delicata. Tyson. Soltanto un po'. Per favore. Ciao Antonio. Dai. Siediti. Ora vedo che posso fare, va bene? Non problema. Non problema davvero. Cioè quindi dovrebbe essere. Ehi, un attimo. Chi cazzo è? Non lo so. Cosa intendi fare? Scansionane più che puoi. Oh, cazzo. Cercano Tyson. Forza, dobbiamo arrivare da lui, ora. Centrale, qui 13, sparatoria in corso, interveniamo. A tutte le unità segnalata sparatoria alla terza e alla 33esima. Forza! Sì, no, ma per me però bella. Io ti copro. Tu arrestali. Ingaggiato degli uomini di Juarez. Juarez? Credi che Nels farebbe arrivare degli scagnozzi da Juarez? Da Atlanta forse, ma non a sud del confine. Quelli non mi L1. Ok. sembra. Uomini che sparano come pazzi. Chi cazzo sono? Non lo so. Saranno i folli che stanno ammazzando tutti in città. Avanti, arrestali. Beccato con un coppo, ovvio. Antonio, mandami un messaggio sulla play così ti invito. Dimmi quando ti fa comodo. Io ti No, copro. mandami un messaggio. Cioè, scrivi un messaggio. Quei tizi che sparano come pazzi. Chi cazzo sono? Non lo so. Saranno i folli che stanno ammazzando tutti in città. Avanti, arrestali. Fanculo, forza! Eccoli! Ok Antonio, iscriviti al canale che ora metto anche il secondo. Cioè scrivo al tuo canale che ho fatto. Sono sempre io Antonio. Con il secondo account, questo qui, secondo canale. Questo è il primo però non posso sapere. Io ti copro. Tu arrestali. Come cazzo devo fare? Juarez? Credi che Nels farebbe Quei tizi arrivare che degli... sparano come pazzi. Chi cazzo sono? Non lo so. Saranno i folli che stanno ammazzando tutti in città. Avanti, arrestali. Cos'è? Che palle! Questo non so che devo fare. Salva Tyson. Io ti copro. Tu arrestali. Juarez? Credi che Nels farebbe... Bloccare bronzoi multipli. arrivare degli scagnozzi da Juarez? Da Atlanta? Fermo. Tizi che sparano come pazzi. Chi cazzo sono? Non lo so. Saranno i folli che stanno ammazzando tutti in città. Avanti, Nick. Come cazzo fanno da dire? Vabbè. Quando non mi vedono. Ok, ho capito. Forse. Togliti, bella puttanella. Io ti copro. Tu arrestali. Quando uno mi vede. Juarez? Credi che Nels farebbe arrivare degli scagnozzi da Juarez? Da Atlanta?
sembrano uomini di classe. Mostragli il Solo perché distintivo. non hai mai visto un Io sono idiota di qua. Atlanta. Quei tizi che sparano come pazzi, chi cazzo sono? Non lo so. Saranno i folli che stanno ammazzando tutti in città. Oh, avevo colpito, dai, che palle. Come ad oggi, Antonio. Non so come si gioca qua. Cioè, con te sì. Questo qua non capisco com'è. Credo sia a Tyson in realtà. Io ti copro. Tu arrestali. Juarez? Quei tizi che sparano come pazzi, chi cazzo sono? Non lo so. Saranno i folli che stanno ammazzando tutti in città. Avanti, arresta. Prendetelo Oh, ah, le devo uccidere, forse, perché uno è morto. Antonio, se tu hai giocato questa parte, mi dici come devo fare, che devo fare? Quando hanno fatto la sparatoria. Se tu lo sai che devo fare qua, devo mostrargli come ti chiamo sulla play. Qua sotto c'è il mio ID, pure è privato, mi devi mandare il messaggio. Quei tizi che sparano come pazzi, chi cazzo sono? Non lo so. Uno è arrestato. Birri di merda! Dai! Ok, ah, arrestato. Ma devo scendere? Giraci un attimo. Lo conosco. Scansiona, vediamo se è ricercato. Ok. Avevi ragione. Mendoza, ricercato nelle Sapevo vicinanze. che era ricercato. Ammanettalo. Ci tornerò. Ok. Sistemati. Stiamo cercando il corpo di Tyson. Diamo tu. Mani in alto, sei in arresto! Non ho niente. Allora c'è adesso un arresto stesso. Centrale, mandate qualcuno. Addormento anche, perfetto. No. C'è qualcosa. Polizia, fermo, ora! Probabilmente niente. Non ti muovere, sei in arresto! Che cazzo? Questo? Senti sotto tiro. Fatelo Tutte le fuori! unità. 13 segnala colpi di arma da fuoco. Ci siamo. Sprecare munizioni. È venuto qui. Beccati. Che è? Ah? Perché? Un attimo, Antonio, se mi senti? Vuoi scrivere, vuoi spammare il tuo canale? Spammalo.
Anche lei. Oh, mi dica. Sei in onda? Yes, un bel coronario. Oh! E dopo, non ci chiama a Fortnite. Boh. Ok, Antonio, ecco. Oh, 5 stelle, provami. Come funziona? Aspetta, c'è un bastardo. Oh, la foto di Magica Pura, ma Antonio. Magica Pula, arriva la Pula, fratello tu corri. Ma chi c'era? Chi c'era? Nessuno. Oh, aspetta. Ah, non senti i tuoi amici? Ah, beh, come si chiama? Non c'era questo gioco. Ma si può giocare in multiplayer? Si può giocare. Ora sei in multiplayer. O ora sei solo in multiplayer? In singolo. E la storia? Mhm. Ma Black c'era questo gioco? Battlefield. Certo. Adesso è con... no. Oh. Ma... non mi ricordo come dicevo, ma a me abbiamo ritirato. Per caso tu a me hai chiesto scusa di quello che hai fatto dalla scuola che hai fatto. Dico non c'è nessuno. A me non mi interessa scusa, quindi però a te sembra che mi hai ritirato, mi sembra che... Cos'è come avatar? Un avatar? Aspetta, devo controllare. Come avatar c'ho? Non sei più in onda? Tu non controllare, aspetta. Giochiamo a Fortnite. Ma perché ora si può uscire dal gioco e continuare a fare le live? Guarda, accendi Fortnite. dopo, non so. La faccina blu, zio. Scansiona per vedere se c'è qualcosa che ci può portare a casa. Sì, vabbè, questa sarà foto, no. Ok, Kabul, arriva la pula, fratello. Mi sentono? Mi sentono? Dov'è? Ah, è questo qui il microfono. Ma che cazzo di microfono? Fate cagare tutti quanti in home. no. A me non mi dà fastidio che mi cerchi. C'hanno Basta che hai capito sta- le cose che hai fatto. Ma a me può fare solo piacere quando mi cerchi, no? Ah. C'è un ladro. Woff, 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 woff. Ah. Ah. Allora. Ecco. Cosa oggi? Qual è questa? Ah, questa. Ah, questa. Ma questa qui non funziona? Boh. Va. Va. Puoi vedere pure io nella live. Attendaggio, che cazzo stanno attendaggio? Il nostro nuovo amico Tyson Latchford, colui che ha inondato le strade di Miami di Hotshot. Ti arrivato? No, controllo, aspetta. No. Pure senza effetti collaterali. Ho la foto di Magica Bula come immagine del profilo e la volta faccina blu che ride. Cosa sono io? Riesca a sopravvivere abbastanza a lungo.
Infatti mi dici qual è il Ok. mio errore? Tu, scusate, mi sembra che ti sei partito un po' male per una cosa che è Ok. passata. E spatti, volevi ragione, spatti, mentre io ero con la bicicletta, mi sentivo che mi facevo... Vero. E mi ha dato spatti 2 chiamate. E io ho detto, sono con la bicicletta. E tu, sei un coglione di qua e di là, spatti, mi dici qual è il mio errore? Ma stai scherzando? Cioè... Cioè... Aspetta. Indagini. Il tuo nick è quello del canale? No, quello è un altro. Oh. Vabbè. Vedere. Hai trovato Tyson? Cosa? Tyson non è mai stato qui. Merda. Possiamo ricollegarci. No. Mi avete portati qui Point B, non è vero? Piacente, sei tu la testa di cazzo che vogliono morto. Esatto. Ciao Tyson. Cazzo, rimane in peggio. E il tuo amico Tap ha preso il volo. No, non è come del nickname del canale. È qua, questo qua rosso, il mio DPS4 marchio FH 69. Con la M grande, il resto è piccolo. Vedi, uno fuori dell'immagine del profilo, magica blu con manetta gialla, sono io. Tyson, chi ti vuole morto? Mandi un messaggio sulla play. Dici dove sei, possiamo proteggerti. Mi spiace, ma ho dei dubbi. E adesso? Tyson è morto se non arriviamo a lui per prima. Comando, qui 13, ci serve il tracciamento di una connessione IP in uscita. 13, tracciamento in corso e siamo collegati. Dacci qualche minuto, 13. Ricevuto, andiamo. Mi servirà tanto. Ok. Sappiamo cosa stava facendo Tyson. E poi fammi aspettare, sciamonete. Vai la macchina, ok, vado alla macchina. Perché deve aprire sempre lei? Oh! Merda. Mendoza, andiamoci. Sì. Mentoso, ok. Non c'è nessuno. Non c'è di qua, giusto? Oh cazzo. Lo vede quei 2 ferri? Merda, non possiamo stare la polizia. Devi andare prima che ne arrivi dopo. Niente. Vai, Mentoso. Polizia, mani in alto! Ehi, In alto! che cazzo? Non me lo sono sognato. Ecco. Prima lui, l'arresto. Un attimo! Sei in arresto! Non provarci! Che cazzo significa? Prendetelo! Fuoco. 13 segnala colpi di arma da fuoco alla scuola. Sparategli! Prendetelo! Sparategli! Prendetelo! Prendetelo! A tutte le unità, 1049, colpi di arma da fuoco. È lì! Attenzione! No, Merda! attenzione. Ehi, attenzione! Ma che cazzo? Ecco. Indietro! Sparategli, cazzo! Attenzione! Ehi, Prendetelo! Fatto, Merda! Oh cazzo. Un attimo!
Sai dico quando questa è la prima, fanculo. Non sono riuscito a mandarti il messaggio. Riprova, zio. Ce la devi fare un po'. Macchina. Oh! Presto, dentro! Non guido io? Ok. Grazie, comando, mandatemi le informazioni. Il tuo amico Tyson non ha idea di cosa la fa. Manderò un'unità aerea a controllarlo. Ci portiamo sul posto, lo prendiamo e ce ne andiamo. Ah, guida lei, ovvio. 55, allontanatevi! Non annunciamo il nostro arrivo! Ricevuto. Sfonda la porta, Mendoza. Sapete che serve un mandato per questo? Fate i bravi, ragazzi. Cos'è? Hai imparato a memoria i tuoi diritti? Senti, non vogliamo arrestarti, ma devi venire via. Prendo la mia roba. Ehi, piacerebbe dirci che cazzo succede. Sai come passo le mie giornate? Al computer. Non vado per le strade da un sacco. Questa è fa una bene. senza esclusione di colpi e pare che io stia dalla parte dei perdenti, non so altro. Parliamone dopo. Vai! Mi ha presa! È grave. Oh, cazzo! Ok, stampuno la chiaretta, va bene? Sei cazzo! Porca puttana! Lo so, tieni duro. Non siamo qui per te, Spin! Nick, Non ti lascio. Fanculo. Devi aiutarlo. Concentrati su di loro e basta. È morto. Dai, guardami. Dai, resta con me. Cambiato un messaggio. Ok, dopo lo cerco, zio. Merda. Dai, resisti. E dopo il giro, zio. L'ho smirato, lo so. È morto. Arma! Giù, a terra! Siamo poliziotti! È ferita! credo abbia preso un'arteria. Sei fortunata a non esserti dissanguato. Mani in alto, ora! Buonasera anche a voi. Detective, conosci quest'uomo? Oh, Lui? Sì, è uno che lavora al computer. Anch'io ce l'ho. Ma va? Ok. Non so giocare bene, ecco. Ok. Ho sprecato un po', bello. Bisogna che accettare. Bocca, ok, quindi c'è due. Nera, grande poi sotto nera, no? Aspetta che controllo. Oh, non mi vedo niente, Antonio.
Dopo vuoi farti una partita online oppure senza live? Due corpi ripescati da Manatee Bay. Io faccio solo con la live, faccio il giro, non lo so. Attenzione, giovane detective di corsa. Ecco. Kai. Il detective Dow torna in servizio attivo. Contro il parere del suo medico, ma non contro il mio. Stai bene? Niente più softball, mai tutto ok. Mendoza, la coca che avete... C'è il mio come scassa la minchia e mette la webcam così. È un po' che non vedo nessun cosa. Adesso passa tutto per me. Che dice Tyson Latchford in proposito? È saltato fuori che il signor Latchford ha un avvocato con le palle quadrate. Le palle quadrate, quando esistono? Leo Ray. Nota anche come Stingray, grossista dei cartelli. È brutto. Ieri mi ha chiamato nel mio ufficio. Dice di avere informazioni Allora ti ha chiamato Mirko. che sta devastando Miami. Dobbiamo prendere Leo. E con discrezione. Noi tre siamo gli unici a sapere. Ha chiamato Mirko il telefono di papà. Detto che qui sia più sicuro che... Papà ce l'ha. Mi sono spiegato. Sì, signore. Risposto? Papà ha risposto. Forse è online Mirko. Anche io però il mio cugino l'ho finito, zio. Questo è il mio. Secondo te Dose ha ragione? Ci sono delle melenacce. Se Dose è preoccupato dovremmo esserlo anche noi. C'è io manco un di riga, quindi bello. Ehi, tutto ok? Sì, sto bene. Una favola. Si vede, si è toccata qua la ferita. Corotti. Beh, fai orari terribili. Prendi orari. Antonio, Sì. già hai foto per caso? Facciamo qualcosa, tipo noi tre, nerd, e tu che so. Ok, resta vicino alla macchina. Guardami le spalle. Mi sto a mangiare la pizza. Allora, buona pizza, zio. Sì. Ok, a posto. Sei gorilla, Leo. Come? Chi è quello? L'ho incontrato mentre andava allo zoo. Ha detto che voleva vedere una specie in via di estinzione. Ma ti pare normale? Condividere la live così siamo in tanti, raga, bella. E Dose ha mandato noi. Che non è iscritto, iscriviti al canale e condividere la live. E lascia like. Io posso giocare a Fortnite. Ok, a posto, zio. Allora dopo facciamo un team, ok? Mi perdo la partita. Andiamo. Posso pensarci io. Te lo scordi. So che hai fottuto Tyson Latchford. Con tutto quello che c'è stato però. Che razza di persone sei? Risparmia il piatto per Dose. Stinger, quali sono gli ordini? Pure al tuo capo che questa era un'occasione d'oro e l'hai mandata a puttane. A puttana, Dammi sì. la borsa, Leo. Oppure giuro che gli sparo. Leo, cazzo! Kai, chi cazzo sono questi? Una macchina. Oh, una macchina. Allora prendi la macchina, aspetta. Oh. Ma l'altro sono bloccate, ovvio. Sì, ma la macchina come fa a prendere, scema! Ah, la moto forse. Cosa? Vabbè. Ah, dai, lei che stanno sparando. Non puoi scappare, Leo!
Attaccare i soppetti. A tutte le unità, 13 segnalano un contatto. Non deve entrare. Sta salendo le scale. Attenzione! Io faccio il giro! Laggiù. E a terra! Ok. Nick, lo perdiamo! Segui Leo! Voglio solo aiutarti. Leo, fermati, capo. Nick, ce ne sono altri più avanti! Sì, li vedo. Cosa sta? Che è successo? Aspetta, raga. Non posso rispondere. Forza, Leo. Mi stai facendo perdere tempo. Nels vuole solo parlare. Non c'è sta notte di qua. Ma che cazzo? Cosa? Cazzo, lavoratemi! Chi è questo? Peccato! Fate fuori questo stronzo! Ah! Forza! Capito? Sì. No. Strazzo! Dove cazzo è andato a montare la cosa, Leo? Ancora non posso. Vabbè. Cioè, non lo devo fare.
Vabbè. Non è stata la scala, c'è tipo la scala. Ah, ecco. Eccola Leo. Hai preso Leo? È più veloce di quanto sembri. Ci sarà una stanza della sicurezza. Lo cercherò sul sistema di sorveglianza. Ok, tienimi aggiornati. A tutti gli ospiti allo staff dell'Airport Plaza, emergenza in corso. Se vi trovate nella vostra stanza, chiudete la porta e state lontani dalle finestre. Se vi trovate allontanatevi immediatamente dall'albergo. La polizia è stata avvisata. Dai! Nick, stai attento. Ci sono parecchi civili. Dillo a quegli stronzi che sparano all'impazzata. Dove è andato Leo? Dai, pesce di merda! Dove cazzo è? Andaroso! Cazzo! Beccato! Codice 3, agenti a terra. Aspetta che controllo Antonio. Ma qua c'è un passaggio buono. Fatelo fuori! Oh! L'hanno beccato! Agenti a terra, agenti a terra. Gente a terra. Non me lo so perché. Leo è nostro! Uccidetelo! Inseguitelo! Merda! Stronzo! Potevo rimettere l'altarma. Dov'è l'altarma? Oh! Ok. Ok, ho trovato la stanza della sicurezza. Prosegui per quel corridoio e arriverai all'atrio. Leo è lì. Va bene, A toilette. sono. Lo vedo, Nick. È sopra l'atrio, al primo piano. Si sta muovendo? È in uno degli uffici. Oh merda, Nick. Ne stanno arrivando altri nell'atrio. Non farti vedere e cerca di andare di sopra. Sì, starò attento. Separatevi e trovate Leo.
Aspetta, come cazzo si fanno qua? Per cambiare le armi un cazzo si fa? Kai, dove sei? Sto andando al piano di sopra a cercare quell'ufficio. Essere uno che non ha mai fatto la spia è una lingua lunga, eh? Kai! Non dire un'altra parola! Kai! Distintivo e Basta! tutto! Cazzo! Hai capito? Basta! Grande, ciao Alessandro, cervati. Kai! Ma che cazzo? Siamo cerviati. Uscito dal canale. Che cazzo hai nella testa? La cosa ti crea problemi. Quest'albergo In che senso, Alessandro? Ti abbiamo già un problema. Leo ha bisogno di protezione. Quindi possiamo andare. Lo sai che non ce la fa a camminare. Allora vedi di prenderlo, cazzo! Ehi, Ecco. l'hai ridotto tu così, non io. Merda. Avanti, andiamo. Va bene, ti seguo. E questa per Dawson sarebbe protezione. Leo, chi sono questi? Lo interrogherai dopo, Mendoza. Stiamo andando. Ehi, detective. Pensaci bene. Sto decollando. Vado a dare un'occhiata. E non arrestate. Ehi, avete controllato lì? Guardate dappertutto. Guardatevi intorno. Cercate dappertutto. Se c'è qualcuno qui dobbiamo trovarlo. Controllate che non ci sia nessuno. Fermatevi giù, presto! Lo sto sparando col gas.
scusa, ma viviamo su Caricò. Ci sono! Aspetta. Caricare. Non carico, sì. Sta cacca. Laggiù! È venuto qui! Restato! Allora, cazzo, sta cagando lui. Ok, sono tornato. Dimmi. Sì. Poi ma ti da vuoto contavo tu. Sì, ma la sigla adesso non vedevo, perché tanto non è questo tipo. Madonna. Lo stronzo è qui! Ma cazzo è sto bastardo? Ah, eccolo. Sì, scappa, bravo, no. Qui! Ci muoviamo. Esce il controllo libero. È fuori strada, forza! Come sta il passeggero? State bene? Dobbiamo andarcene da qui. Bello, fuori strada. Sei in grado di guidare? Leo è dentro, vai, vai! Tu dicevi che la mia ultima operazione è stata una merda. Pensa a guidare. Andiamo Leo, dove lo portiamo? La situazione si è complicata. Ok, prendiamo la sopraelevata. Siamo su un fuoristrada, vedrai. Ok, va bene. Sola! Dove stiamo andando? Aspetta dall'altra parte del buio. Come sono da fuoco, sì. Leo è più importante di quanto pensi. Seguili di qua. Avanti, Mendoza! Vai in giro! Sfonda tutto! Non ti fermare! Vaffanculo, accelera! Ecco. Detective. Beh, io oggi ho imparato due cose. Siete bravissimi a improvvisare e pessimi a fare le cose con discrezione. Quei bastardi sapevano dove trovare Leo. Qualcuno vuole dirmi cosa diavolo gli è successo? È stato un viaggio movimentato, capitano. Leo era senza centro. Davvero? Tiratelo su. Signore, Leo ci è rimasto male, voleva incontrarla di persona. Secondo me deve essere posto sotto custodia cautelare. È quello che penso anch'io. E tu, detective? Sei sicuro che Leo sia rimasto ferito durante il tragitto? Se e quando te lo chiederanno, è questo che dirai? Sì, sì. Ah, già, potevo impari. Bene. Porterò Leo in un luogo più discreto. Potete andare. Ehi, che vuol dire tutto questo? Paraculismo, abituatici. Vuole essere sicuro che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. E quale sarebbe di grazia? Quella che ci permetterà di capire chi ci ha fregati oggi. Aspettiamo Antonio, non ti chiamo, che ti manda il TCV, cosa mai? Dai che sono... aspetta. Aspetta che ti controlli. Allora. Dex. Geo.
92. Ah, eccola. Ok. Non ci sei arrivata, l'ho accettata. Ok. Antonio, ti ho trovato, mi sembra che non mi arriva la notifica, bella. Cibo per alligatori. Vado un attimo a mangiare, raga. Vengo dopo, ok? Non sono in live, ok? Guarda la live. Spamate l'invito, la live. Un attimo.
Eccomi. Voleva vedermi, signore? Aspetta, perché cade. Le cose per voi cambiano un po'. Tranquillo, non ti mando a dirigere il traffico. Dunque Leo, il nostro caro amico, ci ha detto quello che sapeva e se ne è andato. Ero convinto volesse protezione. Ian, cosa ci ha raccontato? Parecchi di droga. Cosa stai dicendo? Gli aerei decollano, la droga viene lanciata, finisce nelle Everglades. Una mappa nautica. Chi gestisce tutto questo? Uno stronzo che si chiama Remy Nels. 2 anni fa questo Nels non era nessuno, un puntino sullo sfondo. Ora gestisce l'attività in cui era coinvolto Tyson Latchford. Sembra un tipo ambizioso. Sì, lo è. Voglio che andiate in quella fanghiglia che chiamiamo Parco Nazionale e scopriate fin dove arriva la sua ambizione. Signore, perché Leo ci avrebbe fatto una soffiata sul suo capo per poi andarsene? Leo ha detto che non si sentiva più sicuro in mezzo ai poliziotti. Detective, potete andare. Ah, aspetta, Mendoza. Solo un minuto. Sì, signore. La tua partner è un po' una testa calda. Cuba. Oh. Chi è che sta giocando? Ma quanto cazzo di insalata ti facesti? Poca. Minchia poca, che ci hai messo in mezzo? Questo crudo? Ketchup. Madonna mia, che bordello. È buono. Lo apprezziamo. Che di qualche sta giocando qualcuno lì? Cosa? Come dici? Non c'è nessuno. Chissà quante ne ha passate per portarti via Mhm. da Cuba. Non
si diventa detective alla tua età senza una verifica completa sul passato. E su di te c'erano parecchie cose. Signore, Va tutto bene. So cosa si prova ad avere un padre con una testa di cazzo. Mi ci è voluto parecchio tempo per trovare la mia strada. E tu? Sei su quella giusta, figlio. Continua così. Oddio. La mappa di Leo è un casino. La scala è sbagliata, ma penso che ci siamo. Ha dato questo. Beh, gli ha dato una mappa veramente di merda. Ma lui cosa ci guadagna? È questo che non riesco a capire. Di sicuro qualcuno o qualcosa ha una condizione. Leo vuole farci sapere chi sta lasciando questi bagni. Così possiamo eliminare la concorrenza, giusto? Leo sa che a Miami ha chiuso. Secondo me in questo momento sta mettendo su un laboratorio di metanfetamine nell'Iowa. Comunque, come ti è venuto in mente di pestarlo in quel modo? Il suo atteggiamento non mi piaceva proprio. Sì, però così noi potremmo avere un problema con gli affari interni. Eccola Ellie. Ti porterà al punto più importante. I trafficanti tracciano le spedizioni via radio. Il numero sulla mappa di Leo deve essere frequente. E guarda lì, abbiamo un rilevamento GPS. Portami abbastanza vicino a un panetto e lo marcherò con un dato tracciante. Qualcuno sta venendo a prenderli. Quando i cartelli spacciavano droga a Miami, queste paludi erano piene di trafficanti. Forse la storia si sta ripetendo. Speriamo di no. A quei tempi in Arcos si sparavano alle feste di compleanno dei figli. Sì, mi ricordo. Ero un bambino allora, visto. Sangue per le strade e Pitbull con la gola tagliata. Guarda, tua madre a tenerti fuori da quella vita. Potrà sembrarti sdolcinato. Lavorava solo. Voleva bene. Già, in effetti. Dolcinato. Cocco di mano. Non l'avrei mai detto. Marcato, ora vediamo dove va. Ho un altro ping. Che fatto? Quel panetto ci saranno almeno 10 kg. I cani amano la droga. Intendevo dire che si tratta di un'operazione non da poco. Se lo fosse Dos non ci avrebbe mandati qui. I cartelli avrebbero scelto Miami. Il Messico è diventato un inferno. Là uno spacciatore rischia di farsi decapitare da qualche zeta, salvo che capire. Gli americani la amano proprio. E è una gran cosa che Dos ci abbia affidato questo cavolo, sai, vero? Sì, certo. Il problema è che non potremmo parlarne con un procuratore distrettuale. Che cazzo se ne frega? Così è Non più ci gioca divertente. nessuno. A 10 minuti spegne tutto. Ma che cosa tutto? Che cosa non scende? Coccodrillo con E comunque il capitano Dos da giovane era una testa calda. Sì, mi è giunta voce. Forse un po' troppo sopra le righe. Un consiglio, vuoi farti ben volere dal capitano? Tira fuori le palle. Così. Lo farò. Vedo che inizia a capire. Eccola.
Bello. Porca troia. Stai bene? Sì. Allora di solo grazie. Ok. Marco, mangi. Grazie. Ah, quindi mangi. Tu ti ganci, guarda, che non vuoi sentire. Non te la sei. Dai, usciamo dall'altra. Dobbiamo raggiungere quella piattaforma. Prova questo rampino. L'ho preso in prestito dagli sport. Oh, a posto. Hai mai usato un rampino? No. Aggancialo alla piattaforma. Marco, Dica. si chiama Fortnite. Non me va. No. Non vuoi giocare con me, Marco? Che cazzo devo mettermi? Li hanno costruiti in Arcos. Sono vecchie piattaforme di osservazione per i turisti. Stai bene, Kai? Come va la spalla? Fa male da morire. Ecco, ho portato anche una telecamera. Hai portato tutto il necessario? Mira le assi, saranno un buon sostegno. 100. Ok. Seguimi. Che dice lo scanner? Ma che cazzo? Qui niente. Cosa? Ho sentito qualcosa. Ellie! Via libera. Quel panetto è caduto nel posto sbagliato. Calmati. Calmati. Scema. Oh, dai. Dici? Che scema.
A te letto. Stronza. Vedi qualcosa? Boh. Guarda tutti quei bei puntini blu, su e giù per il lago. Bene, prendiamo la loro barca e controlliamo. Cosa contengono quei bastoni? Vuoi rinforzi? Non è la nostra giurisdizione. Prima troviamo Nels. Più ambizioso di quanto pensassi. Come tutti gli stronzi. Sai cosa mi spaventa di più di questa guerra della droga? Chiunque vincerà avrà un sacco di soldi e un sacco di armi. Già, quando avranno finito di ammazzarsi tra loro verranno a cercare noi. Come negli anni '80. Per questo Dawes vuole farla finita ora, prima che sia... Sono costretta a saltare le procedure a me stessa. Non ho obiezioni. E allora perché non serve convincere? Perché non capisco. Per trovare i pezzi grossi, i cavi e incastrarli, serve molto di più. Ne sei così sicuro? Rischiamo di trovarci in un mare di merda. Bene, io so nuotare. Ancora. Cosa devo fare? Boh. No, c'è a posto. Posso venire con la barca, aspetta. La barca così? No. Cosa devo fare? Niente. Che non so devo fare.
Non so che devo fare. Boh. Coccodrillo, come fa? Un sacco di ecco. Vedi qua devo fare. Dalla torre idrica vedremo meglio. Scansiona prima di avvicinarti. Non siamo soli. Scansiona per trovare un allarme. Allarme rosso. Dare l'acquirente a Perù. Quell'allarme lo farà arrivare altri. Disattivalo. Possiamo fare piano o scatenarci. Decidi tu. Remy senza la loro offerta. Per me Remy se la sta cavando. Sì, ma Non può continuare così. alla fine vedrai che si beccherà. Almeno una condanna per evasione fiscale. Guardate cosa è successo a Tyson. Che cazzo devo fare con una pistola? Peccato! Indietro, via! Lo vedo!
Perché? Che diavolo sta facendo? Non c'è nel party. Soldi oppure armi. Guardiamo in giro, scopriamolo. Sembrano scartoffie. Non ci sei nel party. No, ci sono, ma te lo dico, mi senti ora? Vieni a vedere. Normalmente non nel party. Per mettere piano in gioco direttamente, come posso fare? Della cuffia? No, io voglio togliere le cuffie, però non voglio che si sente, cosa devo fare? No, non ci sente là. Guarda, si sente il rumore, non so quanto mi sta dormendo, cioè ti dico si sente, e l'ho messo a zero però le cuffie sono staccate. Boh, non so le cazzo allora. Metti vicino al party. Metti vicino al party, Marco. Aspetta che ti vedo. Questa missione ti metti. Se no voglio di sorella io. Lascia. Ma non mi è arrivato niente. Dove? Guarda, non mi è arrivato niente, sicuro? Tecnologia all'avanguardia. Gli affari dovrebbero prendere quest'anno. Il tizio doveva andare a uno stadio per un incontro più tardi. Lo stadio più vicino è a Miami. Già, non credo intendesse quello. Bene, andiamo. Che c'hai in quella Quale busta? Quale? Dobbiamo controllare altri posti. Ok, alla barca. Non devo tu progetto. Ok. Avrebbe senso che i cartelli usassero nuovamente le paludi. Sono grandi e vuote. Ascolta, adesso dobbiamo solo trovare Nels. Credi che Nels lavori con i cartelli? No, i cartelli hanno i loro canali. Qualcos'altro fanno. Allora, sai niente di Nels? Famiglia ricca, cacciato dalla scuola di cinema. Ha cominciato finanziando un film Aspetta, con i soldi della donna. Fammi indovinare. Il film non l'ha più fatto. No, l'ha fatto. Una schifezza. Boh. Mi aspetta. Davanti c'è un mono. Andiamoci a dare un'occhiata. Aspetta. Ehi, Kai. Devo chiederti una cosa. Che c'è? Tu e Tyson? Ah, quello. Beh, sai, una ragazza ogni tanto deve presentare qualcuno. No. Stavi Tyson? L'ho conosciuto a una festa. Siamo usciti Oh, una volta. questo è bello. Due appuntamenti ufficiali. Cazzo, presentavi uno spacciatore di cocaina. Broker di cocaina. Quando ho scoperto che eri una polizietta. Quando ho scoperto che lui era un broker di cocaina. Ascolta, che tu ci creda o no, è un bravo ragazzo. Allora, qua perfetto. Che cazzo di posto è? Non lo so. Vai al mulino vento, guardiamo dall'alto.
Chiamati Ned. Vieni, parlaci. Tommy non risponde. Ora! Ehi, sì, tutto bene, sono qui. Tu chi cazzo sei? Sono Antonio. Dov'è Tommy? Sì, sta cagando. Digli che Ned dice che è l'ora dell'incontro. Ok, dov'è diretta? Antonio, cazzo, Tommy lo sa dove sta andando. Digli che ci stiamo muovendo. Conversazione noiosa? L'incontro della telefonata di quel tizio. È con Ned. Ha detto che erano Il diretti. Miami Aquatic Stadium è chiuso da un po'. L'incontro si terrà lì. Beh, non lo troveremo qui. Sì, ti ho invitato. Lo stadio è poco più a sud. Reggiti forte. Ehi, rallenta. Non facciamo sapere a Ned che siamo qui. Ma che cazzo? Non è niente. Cos'è stato?
farete con la vostra parte? Io finalmente potrò pagarmi l'apparecchio. Uno di quelli interni. Non voglio fare il pagliaccio. Lascia perdere l'apparecchio. Tu sei già un pagliaccio. Ehi, fammi tutto. Ciao, Pia. Cos'è stato? C'è qualcosa. Lo vedete? È qui! Attenzione! Prendetelo! Ne ho preso uno! Lo sto abbrustolendo! Togli fuoco! Vai, insegui Nelson. Via da lì! Lì! Sei giù! Questo è morto! Molotov! Una cosa per te. Via da lì! Ma che cazzo? Nels, mani in alto! Tienile in vista! Cosa? Risparmia in piatto. Ho accettato l'accordo di storia. Avete amici fuori di testa. Accesso, quale accordo? Per te sono morto. Capito? Serve. Chiedo un elicottero. Lo troveremo prima che si allontani. Ci sono poche finestre, quindi il fumo dovrebbe smettere. Voglio una squadra Ah? di 3 uomini qui e un'altra. Non mi dato, guarda che non l'ho visto. E qui. A quanto pare da qui si va in custodia. Oh cazzo. Oh, ci ho fatto, guarda. T'ho cercato. Guarda, sono notifiche qua. Sono qua. Saliamo appena finisce la live. Saliamo, andiamo. Perché prima non Buonasera, buonasera. Mi storia. Già sulla live, mi sa che sulla live. Roder, stiamo entrando. Sto bene. Vedi se i tuoi possono coprirci. Lo stronzo è qui! Ma che cazzo? Attenzione! Attenzione! Non funziona così, Mendoza! Tutto a posto, sergente! Ho detto tutto a posto! Cazzo! Che cazzo stai facendo? È il nostro caso. Uccidete questa Lo porto fuori! Vabbè.
Io sana per do culo. L'ho beccato qui! Non funziona così, Mendoza! Tutto a posto, sergente? Ho detto tutto a posto! Che cazzo stai facendo? È il nostro caso, Soda. Fatti da parte. Dov'è? Hai quel Lo vedete? Cazzo, forza! Occhio! Lo sto sparando col gas! Peccato! Nick, granata! Piano libero! Al piano di sopra! Spero che tu sappia cosa fai, Mendoza. Lì! Attenzione, forze in arrivo. Prendetelo! Guarda, sto dopo. Attenzione, rinforzi in arrivo. Ho sentito degli spari! Vado a dare un'occhiata! Qui! Ok! Ehi! Oh, cazzo! Qui! È lì! Andiamo, ora! Non la vedo! Merda! Via! Via da lì! Attenzione! Andiamo! Laggiù! Sparategli! C'è un nuovo rapper in città. Andiamo. Andiamo a sentirla subito. Dai, non ho trovato niente. Oh, è un rapper. Siamo al secondo piano! Ancora niente! Fermate! Ehi, voi! Siamo in perimetro in sicurezza. Faremo irruzione tra poco. È normale, sì, allora si sta della macchina. Aspetta! Pronti a sfondare la porta principale. È tutto pronto, siamo alla porta principale. Andate a prenderli! Porca puttana! Sono! Ti compro io! Siamo dentro. Deve essere qui! Attacchiamo i sospetti. L'ho beccato qui! Via! Laggiù! Uccidete questo stronzo!
Vabbè. Attenzione, rinforzi in arrivo. È qui! Eccolo! Laggiù! Figlio di puttana! Lì, laggiù! Avanti, prendetelo! Dai, via libera! Lester non è qui! Avanti! Dai, trovato niente? Indietro! Siamo al secondo piano! Ancora niente! Preso! Andiamo! Mettiamo il perimetro in sicurezza. Faremo irruzione tra poco. Pronti a sfondare la porta principale. Lo vedo! Fate fuori questo stronzo! È tutto pronto, siamo alla porta principale. Peccato! Siamo dentro. Stronzo! Allora, sospetti. Preso! Avanti! E qui! Lo stronzo! L'ho beccato! Avanti, prendetelo! È venuto qui! Andiamo! È laggiù! È lì! Lo vedo! Cazzo, forza!
Beh. Ned, getta a terra la pistola, ora! Accetto l'accordo. Tu, Stoddard, è tutto vostro. Io me ne vado. Metti giù quell'arma. E poi parliamo di Stoddard, dell'accordo e di tutto quello che si pare. Che cazzo hai fatto, Stoddard? Gli ho appena salvato la vita, Mendoza. Si stava arrendendo. Lascia stare, Turner. E io dico che era in pericolo. Certo. Era pericoloso perché stava parlando del tuo accordo. Lascia perdere. Manco per il cazzo. No, sono curioso. Che succede, Nick? Nels ha detto qualcosa di interessante. Qui abbiamo finito. Non so là infierno. È una ragazza sveglia. Tieni, prima che arrivi la scientifica. Prendi in giro. Tieni. Ottimo lavoro, congratulazioni. E tu? Non ci sei più online. Vieni in live da me e vieni online pure. Che non so cosa. Sì, ma... No, certo, postradore. Non sono d'accordo con la sua valutazione dei fatti. Capisco. Grazie per la sua disponibilità. Era l'onorevole Naomi Kushner. E che cosa ne pensiamo del giudice Kushner a queste parti? È una liberale. Il giudice non mi permetterà di agire senza mandato contro i soci di mezzo. E così fa. Marco, l'acqua è dammi l'acqua. Siamo in guerra, facciamo. Marco, ha messo a casa. E un dopo. Leva quella plastica se serve. Facciamo un consiglio privato. Marco, leva quella plastica. Dopo. Dopo me lo farai. Sì, lo faccio. Marco, c'è troppo caldo. Ma va? Marco, buttiti che domani non vieni. Non mi ricordo cosa, dopo. Non ha preso i soldi. Non mi scosse, vieni. Dovevamo sapere se poteva... Oh, giorno un po', che palle. Prendi quella plastica. Quale plastica? No. Hai detto che Nels sta... Sì, esatto. Torna all'ufficio di Nels e trovano qualcosa da portare agli affari interni. Siamo tutti che motorini e che vespe domani. Igor col motorino, Davide e Laura con la vespa. Noi che motorini, a modi tutti domani. Vabbè, alla Borghetti, pure no. Scientifica è già stata qui. Stavano cercando prove contro Stoddard. Senti, se troviamo qualcosa. Non si scappa, mettete di no. Se questa svaglia stare in No, piedi, no. Non ci cara. Non mettere quelli in strada perché gli animaletti del coniglio vengono da. Dopo la posa. io ti copro da qui. Tu entri e trova le prove che ci servono per incastrare. Mi sente cercando? Sì, ce l'ha ancora, c'è da là. Buona idea, resta in contatto. Pensi che Stoddard abbia amici al dipartimento? Probabile. I poliziotti corrotti sottraggono. Speriamo non abbiano fatto sparire qualche prova. Non mi sorprenderebbe. Se Stoddard fosse stupido, sarebbe in galera. Oh, non ci passa. Aspetta.
cucchiti. Dove? 8 coglioni. No. Ancora. E quindi è qua, la porta. Speriamo sopra. Quell'altro dov'è? È stato spostato da poco. Adesso da poter individuare il codice. Bingo. Polizza assicurativa di Remy Nels, registrazione 1, venerdì 14 agosto, sera. Deve incontrare il Potter. A quanto pare riusciremo a raggiungere un accordo che soddisfi entrambi. Pensavo se... Oh, perdona. Sospettato. Kai, ho trovato qualcosa. Adesso scendo. Bene, adesso sono giù nel container. Vai, container, ok. Non c'è a terra. Ecco. Non c'è container, ok. Cosa hai trovato? Nels e Stoltenberg registrati. Ora abbiamo qualcosa di serio da dare agli affari interni. Remy nascondeva i soldi da qualche parte. Scommetto che li sta cercando anche stavolta. Guarda lì. Questo cos'è? No, non ne ho idea, ho cercato su internet. L'unico posto ok, di Miami muoviti in al cui culo vendono però. questa robaccia si chiama Domo Roboto, nel centro commerciale di Palmcourt. Non si nasconderebbe mai sui soldi. No, per questo ho l'indirizzo del magazzino. Vale la pena farci un salto. Cazzo, ho completato. Luci spenti. Se vuoi un consiglio, non entrare dalla porta principale. Signor Black, dov'è lei? Stoltenberg esce senza di me. Pensa al peggio, ok? Lo faccio sempre. Nick, il comando mi ha appena segnalato un furgone sospetto. Lo seguo, ok?
D'accordo. Allora, vediamo se c'è di fucile. Ce l'ho il cecchino? No. Non ho il cecchino. Allora, Siamo in contatto. Gli uragani hanno un tempismo di merda. Sì, non appena riceviamo il via libera. Mendoza, hai un 1027 vicino. Posto. Per fortuna il mio futuro non dipende da te. Vedo 2 edifici. Che guardi. Ricorda cosa ha detto Dawes. Siamo in guerra. Non perdiamoci in tormenta. Questo posto sembra chiuso. Prova sul tetto. Buona idea. ma che cazzo. Tranquillo. Preso! È andato di qua! È lassù! Dove cazzo è? Laggiù! Ti copro io! No. Aspetta, come si fa qua? Di qua! È venuto qui! È qui! Prende... Andiamo, dove? Cazzo! Attenzione! Laggiù! Lo sto frustrando!
Di qua! Lo vedo! Dov'è? Dov'è? È andato di qua! Non deve scappare! Oh cazzo! Di là! È venuto qui! Attenzione! Dov'è? Prendete quel figlio di puttana! Qualcuno l'ha visto? Non lo vedo! È andato di qua! Laggiù! Laggiù! Ok! Laggiù! Fate fuori questo... Quando trovi Stoddard, fallo parlare. Se siamo fortunati, si tradirà. Ragazzi, la vostra erba non mi interessa. Tanto tra 2 anni sarà legale. Quello che voglio sapere è chi di voi ha preso i soldi di Ned. Ci ha promesso lui quei soldi, stronzo. Va bene. Da ieri sono il vostro nuovo capo. Sapete cosa significa? Cosa diresti se avessi lavorato a un caso e poi arrivasse uno stronzo e provasse a prendersi tutto il merito? Beh, direi... parliamo. E quindi parliamo. Che ne dite? Esatto. Ha appena portato alcuni tizi di sotto. Ok, seguilo. Non sembra nemmeno una voce diversa. Ha messo settimane per imparare a imitare bene questo.
Devi seguire Stoddard al piano di sotto. Peccato! Sparategli! Attenzione! Fermo lì! Una serra illegale. Ed ecco Stoddard. Per me le piante vanno solo mangiate o fumate. Cos'è stato? Ho sentito qualcosa. Fermo lì! Non ho niente. Con calma. Lisa, che belle ciglia. Cos'è stato? Che succede? Ma che cazzo? Lo beccassi! Dov'è? Non stare fermo lì, muoviti! È qui! Merda! Strano trovarti qui. Ora metti giù la pistola. E se la metto nella fondina? Butta quella cazzo di pistola! Nick, perché non ne parliamo? Nick, sto seguendo quegli stronzi. Negativo, non attaccarli. Scopri dove stanno andando. Che cazzo succede? Niente,
Niente di cui preoccuparsi. Non puoi arrestarmi se crepiamo tutte e due. Nadia, Mendoza, è ora di levarsi dalle mani. Lo vedi? Stanno bruciando l'attività di Nell. Davvero? Chissà come mai. Forza, Stoddard. Non puoi dire a questi tizi di levarsi di mezzo? Non funziona così, Mendoza. Di là! Brutto stronzo! Ho parcheggiato sul retro. Andiamo. Beh, un'altra splendida giornata a Miami. Kai, dove sei? Albuquerque, È il centro commerciale. credo stiamo andando... Oh, cazzo! Kai! Vieni qui, ora! Kai! Sembra abbia bisogno d'aiuto. Vaffanculo, amico, devo arrestare. Basta, Mendoza. La tua partner è in grossi guai e noi dobbiamo aiutarla. Avanti, la mia auto è qui. Andiamo a prenderla! Nels di solito piazzava degli uomini al centro commerciale per ogni evenienza. In più ci sono i tizi che Kai stava inseguendo. È tutto il casino che ne deriva. Non sarà facile. Lei è la mia partner! Ah sì? Era il mio lavoro. Anche tu avresti fatto lo stesso per me. Andiamo e basta!
Sei in arresto. Non ho niente. Non sparare. Cosa? Ma che cazzo? Cos'è stato? Che casino! Controlla i filmati di quella postazione di sicurezza. Qualche risultato? Non scherzavi a proposito del personale. Non si può dire che Nels non abbia creato parecchi problemi. Nels ha questo negozio di giocattoli giapponesi. Immagino che ci tenga adesso. Dai, ti sento a malapena. Non so cosa ha detto, ma non suonava bene. Sei qui! Ma che cazzo! Ma che cazzo? Cazzo, fatelo fuori! Oh, cazzo! L'ho beccato! Attenzione! Beccato! Mendoza è a terra, codice 3.
dati di quella postazione di sicurezza. Forse troveremo Kai. Ci siamo. Finisco questo lavoro, prendo una pausa. Agenti a terra, ripeto, agenti a terra.